Scarsi dispositivi antincendio, uscite di sicurezza ostruite, materiale non ignifugo sui soffitti. È stata sospesa l'attività dell'after. Coordinati dalla Questura, il nucleo ispettivo composto da agenti e ispettori della Polizia di Stato, delle polizie locali di Venezia, Musile di Piave, carabinieri e militari dei nuclei NAS e NIL con i vigili del fuoco, hanno ispezionato il locale di Caposile durante un evento con centinaia di giovani provenienti da tutto il Veneto e anche dall'estero, inducendo a sospenderne l'attività. Questo nell'ambito dell'intensificazione dei controlli del territorio metropolitano veneziano su indicazione del prefetto Darcopellos dopo i fatti drammatici di Cremona. Sono controlli assolutamente necessari, anche perché qua partecipano a queste feste numerosi ragazzi e quindi proprio l'episodio che lei ha citato di Crans-Montana ci obbliga ad avere un occhio di riguardo. Quindi ieri c'è stato questo intervento, anch'io ho appreso stamattina che sono state trovate delle irregolarità e confido che i proprietari potranno sanare presto questa situazione, anche perché è giusto che i giovani abbiano dei locali dove divertirsi, però è giusto che lo facciano in completa sicurezza. Dall'inizio dell'anno la Polizia Amministrativa ha ispezionato numerosi locali, sia in terraferma che in centro storico, facendo da presidio anche durante eventi e feste nel corso del Carnevale di Venezia e verificando le condizioni di sicurezza anche in occasione di feste private. Al di là del fatto di essere sindaco sono anche mamma e pertanto, al pari di tutti gli altri genitori, non è che vado a controllare i locali, non ho neanche le competenze per vedere se i locali sono a norma, quindi è fondamentale che ci siano degli organi superiori che verificano questo e che permettano ai nostri ragazzi di divertirsi, ma di essere sempre in condizioni di sicurezza e insomma di affrontare queste giornate con la massima tranquillità e la massima gioia.